Fu un momento sicuramente particolarmente ingarbugliato, poco chiaro da parte delle forze politiche, in particolare c'è questo centro che non si sa se va a destra o a sinistra, un po' spaccato. Ecco, la posizione sua anche del movimento politico, del suo partito, quale sarà? Ma intanto sì, è vero, è un momento molto particolare perché sia a destra che a sinistra, se guardassimo agli schieramenti netti, c'è molta confusione, ma soprattutto mancano due elementi: il programma e il candidato presidente che possa in qualche maniera aggregare quante più forze possibili. Ritengo che in questi giorni si stia lavorando fondamentalmente a questo, cioè trovare una figura che sia capace di coniugare un po' e di aggregare quante più forze possibili. Noi come forza di centro, i centristi per l'Europa in questo caso, assieme ad Area Popolare, che faranno poi una forza unica alle regionali, stanno valutando in qualche maniera questo, perché da un lato è vero che noi centristi siamo fuori ormai dalla maggioranza e dal governo Crocetta, più volte e in diverse occasioni è stato messo in maniera chiara la posizione che il movimento ha, però è anche vero che dall'altro lato Alternativa Popolare è ancora all'interno del governo e quindi in qualche maniera una scelta la dovrà fare, ma non è un problema mio, è problema di altri. Si parla di D'Alia candidato? Ma io penso, diciamo che in questi giorni sono tanti i nomi che sono venuti fuori, quindi penso che questo faccia parte di un corollario di nomi che sono usciti. Intanto 5 Stelle ha già aperto i cancelli, ha iniziato ieri a Ragusa la sua campagna elettorale, riscuotendo, almeno abbiamo visto dalle immagini, parecchio consenso, insomma. Beh, i 5 Stelle continuano a cavalcare l'onda della protesta e di scarse proposte, mi permetto di dire. È ovvio che protestando siamo tutti molto avvantaggiati, e lo dico anche da sindaco, lo dico per tutte le realtà. Quando poi invece devi trovare soluzioni e devi governare, abbiamo visto che 5 Stelle sta al palo, penso, peggio degli altri, quindi voglio dire, non mi lusinga più di tanto quello che dice 5 Stelle, peraltro è un movimento che all'interno dell'Assemblea regionale in questi 5 anni ha protestato, ma ha anche messo in campo quanto di più assurdo ci possa essere anche nella gestione di tante cose. Mi viene per ultimo, lo dico perché è stato l'ultimo elemento, le finte dimissioni dell'onorevole Ciaccio. Insomma, voglio dire, ecco, mi pare che i giochi di questa vecchia politica che tanto ricriminano, accusano, ecco, poi loro sono i primi a utilizzarla come strumento per andare avanti.